Qualcuno gridò al disagio giovanile, altri semplicemente minimizzarono parlando di una ragazzata. Di certo l'ubriacatura accostata il coma etilico a un 14enne di Cencenighe non è stata archiviata, lo dimostrano le segnalazioni arrivate alla procura di Belluno nei guai alcuni esercenti e baristi del comune a Gordino. La cronaca di quel 5 agosto parla di un pomeriggio ad elevato tasso alcolico, cominciato nella zona della Pineta all'ingresso del paese e finito agli impianti sportivi di Avoscan, un crescendo di brindisi tra amici, tutti al di sotto dei 16 anni, culminato con lo svenimento di uno dei ragazzi, salvato in extremis dai sanitari. Dopo il clamore iniziale sollevato dai media, i carabinieri di Cencenighe hanno trovato la tranquillità per ricostruire quel pomeriggio di trasgressione, confermando di fatto quello che in paese già si vociferava all'indomani del ricovero d'urgenza. L'alcol era stato somministrato loro in alcuni bar e negozi del centro, nonostante i ragazzi, per alcuni ancora dei bambini, fossero già su di giri. Codice alla mano i reati contestati sono due, ovvero la somministrazione di bevande alcoliche a minori, ma anche la somministrazione di alcol a persone già ubriache, reati puniti entrambi con l'arresto fino a 1 anno e pesanti ammende. Il fascicolo è già stato trasmesso in procura e non mancherà di sollevare un polverone. Contestazioni di questo tipo a carico di baristi e negozianti sono rare, nonostante il fenomeno sia diffuso. Quanto al ragazzo finito in coma, ora sta bene, fra pochi giorni comincerà la scuola. Lui, dice chi lo conosce bene, la lezione l'ha imparata, adesso toccherà agli adulti che sotto il solleone con pochi scrupoli gli hanno versato da bere.